Le calli che sono intasate, i mezzi pubblici, adesso non soltanto i mezzi, i vaporetti, ma addirittura anche i traghetti gondola, che erano un po' una nicchia di capacità, di possibilità di movimento per i veneziani. Spesso venduto nel pacchetto di sedicenti tour organizzati come un vero e proprio giro, il minuto scarso di attraversamento del Canal Grande da riva a riva del servizio di traghetto gondole in alcune ore della giornata va in tilt e finisce con l'essere difficilmente accessibile proprio ai residenti che non lo usano per divertimento ma per spostamenti necessari che evitino strade intasate o vaporetti sovraffollati. Se abbiamo nel traghetto gondola turisti, tanti turisti col trolley addirittura, o comunque che fanno il giro con queste sedicenti guide, a quel punto il traghetto gondola non è più un mezzo per attraversare il canale, diventa una cosa di venezianità, così come il Giro dei Cicchetti. Stefano Croce parla da veneziano e da presidente delle guide turistiche di Venezia che da tempo ha denunciato la situazione caotica che in città imperversa anche nel suo settore. Il rapporto tra guide autorizzate e guide fuorilegge è di 1 a 5. In queste settimane Venezia sta vivendo un intenso periodo turistico, inedito per questo periodo dell'anno. Nei grandi numeri abbiamo anche il turismo, quello che fa piacere a Venezia, cioè il turismo quello interessato, curioso, e poi ci sono anche importanti numeri di quelli che comunque Venezia è vista una città da selfie, e questi sono anche quelli che rendono tipicamente le difficoltà della nostra città.